Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Dall'Acqua, un imprenditore del settore delle costruzioni, gestisco un'azienda che dal 1970 si occupa di ristrutturazione, restauri e costruzioni nel nostro territorio. Qui mi presento in qualità di vicepresidente di Confapi Venezia e con la delega all'edilizia. La pandemia mondiale ci ha messo di fronte a un'evidenza importante: il settore delle costruzioni può ripartire, sta ripartendo e è messo al centro delle politiche sociali ed economiche del Paese. Oggi c'è un freno a questo sviluppo che è la carenza di personale, manodopera e personale qualificato. È un freno effettivo a dispiegare la forza lavoro e tutta la potenzialità delle nostre imprese come traino dell'economia italiana. Oggi si prospetta un'opportunità irripetibile, che è quello di andare a riqualificare il nostro territorio urbano, come grazie agli incentivi messi a disposizione dal governo e queste formule di incentivazione fiscale a beneficio dei committenti e dei clienti privati. Questa è una formula che effettivamente sta funzionando, ha avuto un tempo di sviluppo abbastanza ampio, un'onda lunga, un'inerzia importante, ma adesso sta cominciando a far vedere nel territorio i frutti sperati. Si vedono nelle centricità moltissimi ponteggi a rifacimento delle facciate utilizzando magari il bonus facciate al 90% e si vedono molti interventi di riqualificazione energetica all'interno dei nostri territori, di riqualificazione degli involucri e di messa a norma di tutti quegli edifici che di fatto sono energivori. L'8 luglio si terrà presso la Cittadella dell'Edilizia un importante convegno promosso da MAV, che è un'agenzia per il lavoro, e coadiuvato da tutte le associazioni di categoria presenti. Importante convegno in cui si andranno a delineare le soluzioni al problema mancanza di personale in edilizia. Soluzioni concrete, nuove forme di somministrazione del lavoro, e daremo risposta a un'esigenza molto concreta. Abbiamo bisogno di lavoratori che credano nel progetto dell'edilizia e che diventino parte di una nostra strategia comune.